Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it, un'edizione in cui ha ampio spazio la cronaca. Iniziamo da Busto Arsizio, dove i carabinieri hanno arrestato un ladro di borsette. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto nei confronti di un 42enne autore di diversi furti con destrezza perpetrati tra i mesi di febbraio e ottobre del 2020 nei comuni di Olgiato Olona e Legnano. L'uomo è stato rintracciato a Busto Arsizio. Tutto è partito dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Castellanza e coordinati dalla locale Procura della Repubblica. Le sue vittime erano donne. Il 42enne si appostava dietro i mezzi parcheggiati. Appena le donne salivano a bordo delle proprie auto, riponevano la borsa sul sedile, mentre erano intente ad avviare il motore, apriva la portiera e con una mossa fulminea arraffava le borse per poi fuggire. Adesso l'uomo è in carcere. Restiamo a Busto Arsizio per altri arresti, questa volta eseguiti dalla polizia. La Polizia di Stato di Busto ha chiuso ieri il cerchio su due spacciatori nei boschi, un italiano di 40 anni e un marocchino di 37, catturato in ospedale il secondo pusher che si era reso latitante a seguito di un'irruzione in area boschiva effettuata lo scorso 30 settembre dai poliziotti del commissariato. A conclusione di una paziente indagine, gli agenti avevano identificato i due spacciatori ottenendo un'ordinanza di custodia cautelare. Così avevano fatto irruzione nel bosco per sorprenderli e arrestarli. L'italiano era stato bloccato immediatamente e condotto in carcere, mentre lo straniero è riuscito a fuggire approfittando ancora una volta della fitta vegetazione e del buio che ostacolavano gli agenti. La sua latitanza è però durata poco meno di un mese. Ieri, alla guida di un'auto, ha causato un incidente nel Pavese, dove si era rifugiato a casa di un connazionale. Nel frontale aveva riportato lesioni che hanno richiesto il ricovero in ospedale, luogo in cui l'ordinanza di custodia gli è stata debitamente notificata, spalancando così anche per lui le porte del carcere. E ora a Varese, dove questa notte in pieno centro si è verificata una lite. Vetrine in frantumi dopo la lite nella notte a Varese in corso Matteotti. A subire il danneggiamento il negozio di intime calze Golden Point. La polizia era intervenuta per sedare un'accesa discussione con tanto di spintoni tra un 35enne e un 20enne. Quest'ultimo era presente con una numerosa compagnia di coetanei. Le forze dell'ordine hanno identificato diverse persone, poi appena si sono allontanate, gli animi sembravano essersi calmati e hanno sentito un rumore di vetrate rotte. Appena ritornati sul posto, gli agenti hanno assistito al fuggi-fuggi generale. Da ricostruire la dinamica del danneggiamento, i titolari del negozio hanno sporto denuncia contro ignoti. E ora un aggiornamento su una storia che per giorni ha tenuto molti con il fiato sospeso. Sebastiano Bianchi è pronto a rientrare nel gruppo. Ormai alle spalle le 48 ore da persona scomparsa, il 29enne di Verbania tornerà dalla prossima settimana a indossare la maglia dei Legnano Knights. Sciolta definitivamente la riserva sul ritorno sui campi del basket, Bianchi ha comunicato al general manager Maurizio Basilico la disponibilità a riprendere gli allenamenti a partire da martedì. E dunque a riprendere la routine del professionista della pallacanestro, l'attività che rappresenta la parte principale della vita di Seba. La sua scomparsa era stata denunciata nella notte tra lunedì e martedì scorsi dai familiari che temevano un gesto estremo. Poi 2 giorni di ricerche nel lago e nella tarda serata di mercoledì il ritorno a casa, dopo una pausa a casa di un'amica di Milano. E a chiudere una notizia sportiva. A Varese il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha incontrato ieri l'amministrazione comunale. Sul tavolo l'idea di riattivare il velodromo Luigi Ganna, inutilizzato dal 2014. Dagnoni ha sottolineato la volontà di agire concretamente per una rinascita del velodromo varesino. Inoltre si è parlato del progetto di creare in città un nuovo circuito per ciclisti. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Una buona giornata a tutti.